Un centinaio di tamponi al giorno in questa tenda attrezzata che sorge davanti alla più antica farmacia della città, di fronte a Palazzo Moroni e di fianco a quell'università che le affidò lo stabile nel 1545. A confermarci l'andamento la titolare Emilia Tarana. C'è una maggiore richiesta di Green Pass, richiesta che è sia da parte di persone vaccinate che comunque per determinate occasioni tipo matrimoni o altre riunioni hanno bisogno comunque, anche se vaccinate, di avere il Green Pass, e poi per tante persone che non hanno ancora potuto fare il vaccino e per cui viene richiesto per motivi di lavoro, per esempio gli insegnanti. Numerosi anche i turisti in coda per il tampone prima di accedere ai capolavori di Padova Urbs Picta. Ci sono tantissimi turisti, abbiamo fatto tantissimi turisti che avevano bisogno di visitare i monumenti e non potevano entrare se non avevano il Green Pass, e anche tanti albergatori ci chiedono determinate giornate per poter fare ai loro clienti i Green Pass, perché questi possano poi muoversi nella città liberamente. Un impegno costante per la farmacia. È un impegno notevole e sottolineo la remunerazione non è molto adeguata all'impegno, perché ci vogliono 3-4 persone praticamente dedicate a questo servizio. Nonostante le richieste, anche in questa farmacia non si eseguono, ai fini del rilascio del Green Pass, tamponi salivari rapidi. I tamponi invece salivari, quelli che potremo fare noi, non sono assolutamente consentiti, riconosciuti per il Green Pass dalla Comunità Europea, e c'è a questo proposito un quesito di Federfarma al Ministero per sapere come dobbiamo comportarci. Per ora voi non li fate per il Green Pass. Per noi col Green Pass non li facciamo perché non è ammesso dalla legge.